Alessandro Bianchi passa il comando di Union Camere del Veneto a Fernando Zilio, attuale presidente della Camera di Commercio di Padova. L'insediamento è avvenuto oggi in occasione della cerimonia del premio Marco Polo, riconoscimento consegnato a 14 imprese per il contributo allo sviluppo dell'interscambio veneto e della presentazione di Veneto Internazionale 2013, rapporto curato da Union Camere del Veneto sull'internazionalizzazione del sistema economico regionale. Prendo questo incarico con una struttura che è eccezionale, quindi partiamo da questa base. Abbiamo tutta una serie di interventi già preparati, quindi continueremo a sviluppare un lavoro importante sull'Europa, quindi l'Europa 2020, per cercare di portare a casa finanziamenti per le nostre imprese. Rappresentiamo 500.000 imprese, molte delle quali sono in difficoltà, per una piccola parte ma sostanziosa sono rivolte all'export e abbiamo dei risultati positivi, anche se lievemente positivi, ma sicuramente gli indicatori ci dicono che nel 2014 avremo risultati migliori, quindi un po' di ottimismo fa bene, perché oggi il male più grande delle imprese è la depressione d'impresa, causata da alcuni fattori che conosciamo tutti, quindi dobbiamo lavorare su questa strada, sul tirar fuori le imprese dalla depressione d'impresa. Come? Con una serie di azioni. L'unione innanzitutto delle Camere di Commercio nel lavorare tutte verso la stessa direzione, questo è quello che fa Union Camere, con un continuo stimolo per l'innovazione, questo è fondamentale, con uno stimolo verso il credito importante, quindi lavorando con le banche, un continuo stimolo ai nostri ministeri dell'economia e dello sviluppo economico, anche questo è molto importante perché se facciamo squadra come stiamo facendo nel Veneto, se riusciamo a farlo con il governo nazionale e con l'Europa, abbiamo portato a casa dei risultati a favore delle imprese.